L'installazione che abbiamo pensato durante la giornata insieme ai due ragazzi che mi hanno aiutato, Giorgia e Luca, è stata quella di costruire un ipotetico maestro che abbiamo intitolato il maestro Off. All'inizio, discutendo sul tema che era stato lanciato, che c'era stato lanciato, abbiamo pensato quale poteva essere effettivamente una figura di riferimento anche per tutti e tre. E così, diciamo, non era venuto fuori un nome particolare, quindi abbiamo pensato che per questa giornata la cosa migliore tra noi era quella di costruirlo, e costruirlo appunto con questi materiali che abbiamo recuperato, ed è venuto fuori una scultura, un soggetto, diciamo, dalle figure antropomorfe che per noi in quella giornata è stato il nostro maestro. I materiali che siamo riusciti a recuperare principalmente sono stati carta, cartone, utilizzando molto spago e qualche pezzo di tessuto di nylon, di teli di camion. Ecco. Abbiamo puntato su anche proprio un aspetto manuale, il fatto comunque di piano piano di costruire corpi, di costruire il corpo e le gambe e anche il volto, diciamo così. Più che renderlo un personaggio umano, abbiamo cercato di renderlo quasi da fumetto, un personaggio da fumetto. Il termine proprio maestro credo che per le attuali generazioni, o comunque anche quelle precedenti, sia un termine forse un po' quasi difficile da digerire. Non nascondo che ognuno di noi che lavori nel campo artistico-culturale ha una figura di riferimento, ma una figura di riferimento su cui pescare, diciamo, quella che può essere un linguaggio, quello che può essere magari un percorso. Il maestro come lo si intende, diciamo così, forse in maniera troppo anacronistica, sembra che sia una figura che metta anche un po' troppi paletti o che crei una campana. Ecco, a me ha sempre dato questa idea qui, quindi preferisco parlare di figure di riferimento più che di maestri. Il nostro trio era, diciamo così, a livello anagrafico era il più giovane, e ho voluto anche un attimo lasciare un attimo di libertà e di cercare di dialogare nel momento in cui si costruiva questa installazione, questa scultura.
che stiamo realizzando per questa edizione di Abrene Vierte è un pallone gigante che imita e fa il verso a quello che è il pallone da calcio. L'idea è nata fondamentalmente dal tema di Abrene Vierte di quest'anno, che è In onor di. In onor di mi ha suggerito l'idea di rendere omaggio a quello che è stato il mio maestro principale, quello che mi ha dato tante informazioni, tanti spunti per partire con la mia ricerca, e sto parlando di Pino Pascali. Della ricerca di Pino Pascali, gli aspetti e i concetti che io prendo ed elaboro per realizzare quest'opera sono il senso dei materiali e il senso del gioco, che significa concepire e realizzare un'opera proprio a partire dalle capacità, dalle possibilità espressive che il materiale ti può dare. E poi il senso del gioco inteso come non come un'operazione, un'attività infantile o giocare fine a se stesso, ma come un'azione esperienziale, di conoscenza del mondo e di appropriazione del mondo stesso. E quindi a partire dal cartone, no, abbiamo realizzato una struttura che riproducesse in maniera molto rigorosa anche, no? La struttura fondamentale del pallone da calcio, che è composto da 12 pentagoni e da 20 esagoni, e poi li abbiamo rivestiti con i tessuti che abbiamo trovato e reperito in loco. Quindi i tessuti che abbiamo utilizzato sono la juta, la raffia sintetica con cui vengono realizzati i sacchi per i mangimi, per le sementi, un vecchio plaid e il tessuto non tessuto, che è un tessuto tipico che si utilizza in agricoltura. Inoltre un altro come dire, elemento fondamentale di questo lavoro è il cortile dei colonos, perché il cortile dei colonos può ospitare, come ospitava a suo tempo, una partita di calcio improvvisata, no? Quindi il senso del lavoro che stiamo facendo è fortemente legato a tutto quello che è il contesto. Un altro riferimento del pallone sono i palloni che venivano realizzati a suo tempo utilizzando degli stracci, no? I bambini di tutti i tempi hanno giocato col pallone, e anche quelli che non possono permettersi di comprarsi un pallone possono realizzarlo assemblando i materiali che trovano e che reperiscono dalla quotidianità, no? dal contesto in cui vivono. Al termine della giornata quello che faremo è invitare le persone a formare spontaneamente due squadre e a giocare con questo pallone al centro del cortile dei colonos. Insieme con i miei amici di viaggio abbiamo pensato di rendere omaggio al grande poeta Federico Tavan, che è un poeta sì friulano, ma soprattutto ormai penso universale. Un uomo che masticava le parole e le impastava con la saliva del paesaggio. Quindi, per omaggiarlo, abbiamo deciso di costruire una nave spaziale però fatta di paesaggio, quindi ognuno con il suo linguaggio. Lunazzi ha dipinto i cartoni, e quindi i cartoni componevano alcune pareti della nave spaziale. La Sabina Romanin
che lei lavora con la macchina da cucire, ha cucito in questa specie di tela che sembra il bozzolo dei bacchi da seta, ha cucito delle foglie, quindi una parte del paesaggio anche lei. E tutti quanti assieme abbiamo cercato di fare questa architettura. Poi io da parte mia ho tagliato dei rami del gesso che è qui vicino e li ho messi proprio, ho fatto i 4 sostegni della nave, in modo che questa qua fosse la parte anche molto importante. Al di sopra addirittura abbiamo messo così, tanto per prenderci in giro, per non essere troppo seri, abbiamo messo una scopa che ha solo questa intenzione di far vedere che è un gioco, ma però se vogliamo ha anche il simbolo che la scopa toglie le ragnatele del mondo, che ce ne sono tante. Per noi portare in questo viaggio spaziale, portare nel cosmo questa idea del paesaggio e portare questa idea di libertà che Tavan ha sempre portato avanti, di libertà, di freschezza, di poesia, di arte, pensiamo proprio che sia rappresentata dal paesaggio con le sue parti. Per noi questo pezzo di paesaggio è proprio un codice che correrà, spero, all'infinito portando delle cose belle. Questo lavoro è nato da una serie di riflessioni fatte a proposito di quello che è diciamo, lo sguardo inteso come atto del guardare, del vedere. Non è riferito a un maestro in particolare, ma forse a più persone di riferimento che nella loro attività hanno riflettuto proprio su questo tema, cioè sul fatto di che cosa succede all'artista, al pittore, ma anche al semplice osservatore nell'atto di guardare, nell'atto di osservare. Può essere un paesaggio, può essere quello che si vuole, ma proprio questo rapporto che c'è fra la realtà esterna e la realtà di chi in quel momento sta guardando, inteso anche come corpo che guarda. E quindi insieme ad Andrea e Claudia abbiamo fatto un po' di giretti qui e abbiamo individuato questo spazio, quello della Porcilaia, come uno spazio interessante da questo punto di vista, perché è uno spazio articolato. Ci sono queste piccole stanzette, diciamo, che hanno questa caratteristica di avere delle piccole aperture, no? Quasi delle piccole inquadrature già fatte che delimitano il campo visivo e aprono sul muro che sta di fronte e quindi offrono una porzione di spazio da guardare. E questo ci sembrava interessante perché questa cosa è ripetuta e quindi dava a un possibile osservatore la possibilità di fare un micro percorso spostandosi da un posto all'altro. E quindi abbiamo trovato tutto quello che ci serviva sgomberando e pulendo questo spazio, nel senso che abbiamo trovato degli oggetti che, avendo tutti una caratteristica simile, un po' quella di oggetti, diciamo, di scarto, fra virgolette, però erano delle sorte di piccoli ready made, no? Cioè delle cose che avevano già in sé una qualità interessante. E abbiamo deciso di appenderli proprio in corrispondenza, sulla parete di fronte, in corrispondenza di dove venivano incrociati gli sguardi delle persone che insomma, guardavano attraverso queste piccole aperture. C'è un che di organico in tutti, cioè c'è una materia viva, o viva o morta in un certo senso, ma comunque in trasformazione, nel senso che c'è questa vecchia tegola che abbiamo girato ed era così abitata da varie chiocciole che si muovevano anche, per cui erano vive. C'era questa vecchia pattumiera che aveva al suo interno questi resti di
piume, probabilmente qualche uccello che era morto, e c'era questa sorta di quasi decomposizione in atto. E poi le bucce delle patate che abbiamo ordinato così, mettendole una accanto all'altra, fissandole con dei chiodini, e quindi tutti e tre elementi che avevano un rapporto con questo luogo e che avevano questa sorta di trasformazione in atto. C'era questo aspetto anche, che il fruitore veniva osservato dagli altri, essendo un percorso fondamentalmente per una persona alla volta, gli altri guardavano in qualche maniera chi guardava, e questo abbiamo pensato di enfatizzarlo ponendo una telecamera fissa sulla prima postazione che riprendeva il volto di chi guardava attraverso questa piccola apertura, e questa telecamera rimandava in diretta, collegata a un videoproiettore, su una finestra, su un'apertura di questo spazio, il volto di chi stava osservando, e quindi tutti gli altri che erano qui potevano guardare il volto di chi stava guardando. Sì, per prima cosa devo dire che alla fine è un lavoro collettivo che abbiamo un po' voluto insieme con Luca Sciro e Eleonora. Un po' si cercava di esprimere il rapporto che uno avrebbe col proprio maestro, quindi non avevamo in mente veramente un determinato maestro, come per dire, no? Un nome, perché non volevamo fare nomi alla fine a rapportarsi a un nome, ma a questa idea, al concetto di maestro, di uno che dal punto di vista dell'allievo è sempre visto dal basso. Abbiamo cercato di esprimere questo senso del rapportarsi al maestro, che è visto sempre da questa prospettiva, e tutto il resto di oggetti che abbiamo posizionato nell'installazione erano più delle fasi di mezzo in questo processo che abbiamo svolto in giornata. Sì, abbiamo cercato di riassumere nella presentazione finale tutto il percorso che abbiamo fatto, quindi anche cose che questo percorso abbiamo scartato o che abbiamo rivalutato dialogando su come si dovrebbe presentare l'insieme, no? Alla fine ci ispirava molto di più l'idea di avere come maestro la natura, che alla fine era l'unico elemento che noi nell'installazione non abbiamo usato, che erano tutti alla fine oggetti prodotti dall'uomo. E poi c'era anche questo fattore del fuoco che volevamo fatto simbolico, come il fuoco che tutto rigenera, no? Distrugge, rigenera, e che era l'unico elemento vivo nell'installazione, che ha anche un aspetto temporale.
Io sono arrivato qua con l'idea di un altro maestro che volevo fare su Bruno Munari, mi piaceva molto. Allora mi piaceva infatti raccogliere questi elementi e creare come una macchina inutile che lui faceva, quindi di creare una macchina inutile, però là non era un'occasione giusta perché non era non dialogava con questo luogo, quindi alla fine visto questo posto è cambiato completamente, sì, atteggiamento verso come lavorare. Il mio collaboratore Ennio mi ha fatto vedere questo lavoro qua sopra sta, che è di Marco De Luca, io comunque non conoscevo, ma mi ha detto che ci sono questi mosaici che sono nascosti tra le foglie, che non si vedono infatti. E ho visto che ci sono questi due buchi vuoti, allora mi sembrava giusto fare qualcosa infatti apposta qua, quindi qualcosa di che non ho mai fatto, ma di provare in questa occasione. Abbiamo iniziato a raccogliere materiale a base di colorazione, quello chiaro e più scuro, quindi un po' quello che racconta il materiale che alla fine racconta la storia di questo luogo. Abbiamo semplicemente diviso quello più chiaro a sinistra, corrispondenza con quello che sta opera di Marco De Luca che si chiama Giorno, e un altro che è Notte, quindi più scura. No, in realtà i materiali che abbiamo trovato sono tutto quello che abbiamo trovato che siano utili, che come dire, alla fine vanno bene tutto, bastava che sia combinabile con qualcosa, basta che non sia come dire, troppo grande da non riuscire a entrare in buca, quindi questo, ho scelto a base solo di disponibilità e quello che offriva questo spazio. Essendo mosaici di sopra, io comunque faccio sempre collage, quindi non che il mio mestiere è collagista, però mi piacevano sempre questa cosa di incastrare bene oggetti, quindi alla fine trovare equilibrio di oggetti trovati che riempie una parte di questo buco